Allora Giulio, che ti ha insegnato questo lavoro? Un po' per tradizione di famiglia, un po' per passione, un po' frequentando artigiani locali, artisti. E poi ho avuto l'opportunità di seguire un corso di restauro a Venezia, al Centro Europeo per i Mestieri, e lì ho avuto modo anche di vedere come lavorano anche negli altri settori, marmisti, stuccatori, ma tutto quello che fa parte del patrimonio dei mestieri per la conservazione del patrimonio architettonico. Fai solo restauro, falegnameria o anche qualcos'altro? Lavoro la pietra, pietre locali soprattutto, ma diciamo che lo faccio in modo tradizionale con attrezzi tradizionali. Mi piace farlo anche sul legno, come vedi ci sono attrezzi manuali che lasciano il segno sul materiale quando li usi, a differenza delle lavorazioni standard che vedi in giro, che sono perfette, sembrano perfette, magari poi il legno è stampato, non è neanche legno. Ma che caratteristiche ci vogliono per fare questo mestiere qua? Ti deve piacere, ci vuole un bel po' di curiosità e tempo per imparare, ci vuole un po' di tempo, e devi avere pazienza soprattutto. E queste terre qui a cosa ti servono? Sono prodotti che si usano nel restauro, ma anche nell'affresco, perché sono pigmenti di origine minerale soprattutto, o ossidi di ferro, che sono stabili sulla calce e alla luce, resistono alla luce, non sbiadiscono. E sono tutte naturali? Le terre sì, poi queste qua sono resine di origine vegetale, o c'è la gomma arabica, vari tipi di cere, la gomma lacca, sono tutti prodotti che si utilizzavano una volta per la finitura del legno, adesso li utilizza l'industria alimentare, farmaceutica, e praticamente noi ce li mangiamo queste cose qua, cioè, questi prodotti ce li mangiamo in buona parte. Ma questa gomma lacca qui, queste gomme qui, a cosa ti servono? Queste resine qua servono per la finitura delle superfici, le terre in realtà servono per dare il colore. Sì, qui le vedi così, in realtà vengono diluite nell'alcol, nell'essenza di trementina, nelle giuste proporzioni, per poter fare quei prodotti che in realtà io sono in grado di fare da solo con queste materie prime. Ma utilizzi anche colle naturali? Sì, la colla animale, che è questa qua che vedi, che è una colla molto forte, che si utilizza ancora, chi costruisce strumenti utilizza soprattutto quella colla lì perché è la migliore. Va scaldata a bagnomaria, va usata ad una certa temperatura, in certe condizioni, quindi nessuno la usa più, però nel restauro si usa perché è reversibile. Si può usare più volte? Si può usare, riutilizzare, si può scollare un oggetto semplicemente portando umidità e scaldandolo, e quindi hai la possibilità di sbagliare e di rifare il lavoro. E come si ricava? Questa qua è colla d'ossa mista a colla di pelle di coniglio. È il principio del brodo: quando tu fai bollire un osso, quando fai il brodo, si forma una gelatina, praticamente la parte proteica che si trova all'interno dell'osso viene estratta, e quando più si condensa, più diventa solida e appiccicosa, e diventa una colla molto potente. La facevano i nostri vecchi a casa. E invece riguardo al tufo, come lo lavori? C'è commercio di questi manufatti? In realtà non c'è molta richiesta, però a me piace perché è un lavoro che ti porta alle origini. Inizi praticamente con pale e piccone
a recuperare il sasso e poi lì con gli attrezzi idonei ovviamente, però gran parte attrezzi tradizionali, e ricavi l'oggetto che hai in mente, e questo per me è molto gratificante, cioè il passaggio dall'inizio alla fine, la lavorazione dall'inizio alla fine è una cosa che a me piace. Ma Giulio, e per trovarti il lavoro come fai per trovarti clienti? Ma soprattutto passaparola, poi i clienti in genere ritornano, portano amici, conoscenti, e la pubblicità non è che funzioni molto, anche perché lavorando da solo non posso produrre, non posso sviluppare tanto lavoro, ma il problema è che qui da noi ci vorrebbe più libertà per potersi muovere. Ma cosa ci vorrebbe per poter migliorare questo lavoro? Cos'è che ti impedisce di fare certe cose che vorresti fare e non puoi fare? Diciamo che c'è poca comunicazione tra le imprese e nei vari settori. Io ho l'impressione che le istituzioni cerchino più di dividere il processo della lavorazione del legno in settori piuttosto che creare una filiera. Io faccio parte di una filiera di questo tipo, ma non è facile portare avanti questo discorso, perché ci sono sempre problemi di incomprensione con le istituzioni che lavorano per conto loro e non lasciano la libertà ai singoli di unirsi e gestire le cose a modo loro, in modo più produttivo e più redditizio anche. Adesso che ho finito questo stage da te, dopo un mese trascorso assieme a te a imparare i segreti del tuo mestiere, cosa ne pensi di questo percorso? Si è trovato bene questo mese qua? Sì, che mi sono trovato bene. Abbiamo fatto dei lavori che non erano lavori di fabbrica, non abbiamo fatto sempre la stessa cosa ogni giorno. Mi ha fatto fare diverse cose, dal vedere come si lavora la pietra, al vedere come si usavano questi diversi pigmenti per colorare il legno, come si usavano le resine, come si restaurava un mobile. E sì, mi sono trovato molto bene, perché mi ha insegnato molte cose che penso che nessuno ormai utilizzi più, che nessuno sia in grado di fare. Quindi sono felice di essere venuto qui a far stage. No, mi fa piacere, anche perché io puntavo a questo, a non proporti un lavoro ripetitivo, ma che fosse interessante, che ti fosse di aiuto per il percorso scolastico che stai facendo, insomma. Va bene.